Deputato Maggioni, ne ha facoltà. Prego, colleghi, per favore, un po' di silenzio. Prego. Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente del Consiglio. Io poco fa ho sentito fare dal collega Del Rio un esempio legato alla pesca. Ecco, io credo che con 18 pescatori italiani prigionieri in Libia da più di 100 giorni, forse era il caso di usare altri esempi. Intervengo al termine di un dibattito vuoto e senza prospettiva, che arriva dopo giorni di duro scontro della vostra maggioranza, con una parte del Movimento 5 Stelle che sembrava aver avuto un sussulto di coerenza e realismo verso il governo e verso il Partito Democratico. Ma andiamo con ordine, guardiamo i numeri, perché alla base ci sono sempre i numeri. E il suo Ministro dell'Economia, credo che nella fretta di rassicurare solo Bruxelles, deve aver dimenticato di aggiornarla sugli indicatori economici del nostro Paese. Glieli ricordo io. Nel 2020 il crollo del PIL sarà del 9,9%, nel 2021 la ripresa si limiterà ad un più 4,1% e nel 2022 forse la ripresa sarà del 2,8%. I dati sono forniti dalla Commissione europea di cui fa parte il vostro Gentiloni. Il rapporto debito pubblico-PIL sfiorerà nel 2021 il 160%, con un aumento di 25 punti percentuali sul 2019. Peggio dell'Italia ha fatto solo la Grecia, nonostante la pandemia abbia colpito ovunque in tutta Europa. A febbraio voi eravate quelli dell'hashtag abbraccia un cinese. Evidentemente non ha funzionato. Il dato sulla disoccupazione è ancora più preoccupante, anestetizzato dal blocco dei licenziamenti, i cui effetti saranno pesanti, perché tale misura, se applicata nel breve periodo, può dare stabilità, ma protratta nel tempo finirà con l'uccidere anche quelle imprese che con una contenuta riduzione della forza lavoro avrebbero superato questo difficile periodo economico. Signor Presidente, dall'Europa avete avuto ogni genere di facilitazione. L'Unione Europea ha sospeso i parametri di Maastricht, vi ha lasciato libertà di spesa, ma non avete saputo sfruttare questa situazione in ottica di sviluppo. La Banca Centrale Europea ha comprato e continua a farlo miliardi di debito pubblico per stabilizzare il valore dei nostri BTP, ma dal vostro governo non arrivano misure strutturali e programmate, solo incentivi, bonus, misure assistenziali per tamponare la situazione, ma senza una capacità di rilancio del Paese. Sul fronte delle entrate non riuscite a scrivere una riforma del fisco che consideri le famiglie come centrali nel sostegno ai consumi, ma riuscite a creare panico con minacce di patrimoniali. Voi siete i nemici del ceto medio. È possibile che una maggioranza su un tema fiscale così pesante come la patrimoniale non riesca a coordinarsi al proprio interno prima di presentare gli emendamenti alla legge di bilancio? Questo è dilettantismo politico allo stato puro, signori. Sul fronte della spesa non avete la capacità politica di far partire i cantieri delle opere pubbliche, peraltro già finanziate, pur sapendo che ciò contrasterebbe in maniera robusta il calo del prodotto interno lordo del nostro Paese. Verrete ricordati per quelli dei banchi a rotelle. Perché quando tra qualche anno si andrà a vedere come il governo dell'epoca intese incentivare i consumi e la ripresa, ci si ricorderà dei banchi a rotelle oppure dei monopattini. Fate voi quello che preferite. Siamo evidentemente al surreale. In questo pasticcio in cui ci avete infilato state dando il meglio di voi stessi per mistificare la riforma del MES. Faccio un po' di storia, perché nel governo
State giocando al gioco delle 3 campanelle con il Parlamento. Il MES ha una dotazione da 700 miliardi e l'Italia vi partecipa con una sottoscrizione da 125. Il nostro Paese, nella situazione in cui versa, è ancora in grado di garantire questo impegno? Questa è la domanda che dobbiamo porci. È evidente che oggi l'Italia non abbia più una capacità di bilancio sufficiente a rispettare gli impegni del MES. Quindi voi state vendendo in Europa qualcosa che non possedete. Mi ricordate Totò intento a vendere la fontana di Trevi. Il MES era nato male già nel 2012, figlio di una visione dell'Unione Europea priva della volontà di entrare nel merito delle dinamiche economiche dei singoli sistemi produttivi nazionali e con la pretesa di schiacciare o commissariare i governi e i parlamenti nazionali. Oggi siete qui obbligati a scoprire le carte, non solo ai colleghi dell'opposizione, ma anche e soprattutto ai vostri parlamentari di maggioranza. Come governo siete qui a tentare una grave opera di mistificazione. State raccontando alla Camera dei Deputati che la riforma va votata perché in fondo risulta essere priva di effetti. Il 9 dicembre 2020 per il nostro Paese rischia di passare alla storia per quanto state sostenendo qui in Parlamento. La storia e gli italiani ve ne chiederanno conto e su questo ci sarà un voto in aula specifico dove vedremo in modo chiaro chi sta con la riforma e chi è contro quella riforma. Signor Presidente del Consiglio, l'11 dicembre di un anno fa, nel corso delle comunicazioni, proprio qui alla Camera per il Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre sulla riforma del MES, lei in quest'Aula affermò, cito testualmente, a verbale: la posizione del governo in sede europea sarà sempre coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere. Ebbene, la Camera e il Senato non hanno ancora definito nessun indirizzo in merito. Dunque, perché il Ministro Gualtieri ha già assicurato che in sede europea l'Italia approverà la riforma del MES? O mentivate un anno fa, evidentemente, o lo state facendo ora e noi non possiamo accettarlo. Una domanda: se la riforma del MES è priva di effetti immediati, perché avete aspettato tanto a portarla in aula? Perché? Se la riforma del MES è priva di effetti, perché è tanto importante in sede europea? La realtà, già nota un anno fa, è che il nostro Paese con questa riforma non farà parte di quelli che possono utilizzare la linea di credito precauzionale, bensì sarà tra chi potrà usare solo la linea di credito a condizionalità rafforzata, con l'obbligo di sottoscrivere il memorandum d'intesa, che in termini di sovranità nazionale, ahimè, fa rima con resa. Con la Symbol Limb CAX sarà più semplice ristrutturare il debito pubblico, cioè cambiare le condizioni, quindi il tasso di interesse, la scadenza. Un debito più ristrutturabile è per definizione un debito più rischioso. Dunque occorrerà pagare interessi maggiori per farselo sottoscrivere. L'ultimo, ma non da meno, punto di riforma del MES è il backstop del fondo di risoluzione che fa intervenire il MES per salvare le banche solo dopo il bail-in, quindi addio risparmiatori. Vedete, la differenza che ci distingue è la cultura del fare, la cultura dell'impresa, la cultura del progettare e costruire un futuro di crescita economica. E i fondi del Next Generation EU sono un'opportunità in tal senso. Voi invece vi aggrappate ai fondi del Next Generation EU nella speranza che arrivino, copiosi e a debito a lunga scadenza, così da spendere a pioggia con le solite logiche assistenzialiste coperte dalla consueta task force. Non potete andare avanti in questo modo. L'Italia non può andare avanti in questo modo. Ad ogni decisione importante siete a fare innumerevoli vertici notturni, assemblee di gruppo, raccolte firme tra parlamentari, scontri tra correnti, votazioni su Rousseau. È ora che prendiate atto che governare non è il vostro mestiere. Grazie Presidente.